Una nuova giornata di caos in accesso alla città di Padova, 10 chilometri di code che hanno fatto infuriare gli automobilisti ma anche sindaci e amministratori, tanto che il cantiere per il rifacimento dei giunti tra la Statale del Santo e la tangenziale nord di Padova su Corso Irlanda, prima del famoso Ponte Darwin, ha creato un casus belli politico tra il comune di Padova, guidato da una giunta di sinistra, e la regione, perché il cantiere in questione di Veneto Strade cade proprio a ridosso della riapertura delle scuole ed è in concomitanza con la fine di un periodo di passione per i lavori per il nuovo ponte sulla Vigonovese, di cui proprio mercoledì è prevista la riapertura. Noi, come promesso, abbiamo lavorato tutta l'estate, luglio, agosto, 7 giorni su 7, per centrare l'obiettivo e riaprire la tangenziale a 2 corsie sui cantieri che abbiamo avuto lungo la tangenziale est, per arrivare puntuali prima dell'inizio delle scuole. Purtroppo Veneto Strade invece ha aperto un cantiere in settembre, quindi mettendo in difficoltà la viabilità, e fino a questa mattina abbiamo registrato code in accesso a Padova. Più di 10 chilometri di code. Esatto, in zona nord. Noi da subito abbiamo chiesto a Veneto Strade e alla Regione Veneto di cambiare modalità di lavoro, perché i disagi sono enormi. Insieme a noi hanno protestato anche i sindaci di Cadoneghe e di Vigonza. Fino ad ora ci avevano detto che non era possibile fare altrimenti. Ieri invece finalmente hanno ascoltato i consigli che arrivano, insomma, dai sindaci dei territori, e quindi oggi il cantiere era attivo di Veneto Strade. Domani si fermano, ci hanno detto, per riprendere giovedì e chiudere con giovedì la tratta nord-sud. Per la tratta sulla parte opposta, quindi la direzione sud-nord, hanno detto che accettano di lavorare i fine settimana, e finalmente, insomma, sarebbe importante che anche la Regione Veneto vigilasse di più e controllasse di più queste cose. Un cantiere che stava per diventare un casus belli politico. Il casus belli si è creato tra chi era in coda e la Regione, che ha imposto un cantiere mal organizzato. Il ruolo nostro degli amministratori locali è quello di suggerire e a volte impuntarsi quando serve, lo abbiamo fatto questa volta, perché si adottino soluzioni migliori. Pace fatta. Ma si collabora sempre, l'importante è ascoltarsi. Quando noi comuni sentiamo che dalla Regione non veniamo ascoltati, allora alziamo la voce.